Ci siamo? Mi sembra che sono arrivati tutti, quindi possiamo iniziare questa bellissima giornata. La chiamo di festa perché una festa deve essere. L'applauso è per voi, è per voi l'applauso. Allora io mi sono preso qualche appunto per non dimenticarmi qualcosa. Intanto vabbè, buongiorno a tutti quanti e benvenuti a tutti, in particolare a voi ragazzi che siete qua, tutte le classi dell'istituto comprensivo, anche al dirigente scolastico, in particolare la professoressa Tania Testoni, giusto? Perché dobbiamo ringraziare lei in particolare per la disponibilità prestata, senza la quale questa manifestazione probabilmente non avrebbe avuto seguito o comunque sarebbe stata in maniera molto riduttiva. I ringraziamenti vanno anche al Comune di Bitti, naturalmente, che ha patrocinato la manifestazione. Un ringraziamento anche alla Polisportiva Bittese, all'Associazione Sugolostiu, all'Avis. E naturalmente devo ringraziare l'Arma dei Carabinieri, come potrei non ringraziarla visto che ne faccio parte e mi onoro. Buongiorno, benvenuti, io sono dirigente della scuola di calcio, la Polisportiva Bittese, che diciamo che siamo i padroni di casa perché gestiamo questa struttura. La Polisportiva Bittese è una scuola dilettantistica di calcio, con una scuola calcio importante. Ormai è attiva da 75 anni, quest'anno compiamo 75 anni, quindi una società storica della Sardegna. Sono qua per ringraziare anzitutto le autorità intervenute, quindi i carabinieri, le forze dell'ordine, e poi nell'ordine le associazioni che l'associazione che ha organizzato questa manifestazione, oltre alla Polisportiva Achimus. Allora, velocissimi, tanto non sta ascoltando nessuno, vero? State ascoltando quindi. Non vedo i bambini di Orune, dove sono? Ci sono? Dove sono? Ma qui o là? E quelli di Lula? Quelli di Bitti dove sono invece? E allora solo per dirvi benvenuti a tutti, in particolare alle scuole che appunto sono arrivate da fuori, siamo vicini ma magari ci vediamo poche volte. Questa è una bella occasione per fare socialità, per conoscervi anche, perché appunto frequentate le stesse scuole, avete la stessa età, avete tante cose in comune di cui magari poter parlare con le belle iniziative che hanno organizzato le associazioni coinvolte. Quindi anche io velocemente voglio darvi il benvenuto, ringraziare tutte le insegnanti per la disponibilità, per aver portato tutti i bambini in questa giornata di socialità e appunto per riflettere sul valore della socialità, della legalità, scusate. Ringrazio tutte le associazioni, l'associazione Achimus, Sugolostiu, l'Avis, la Polisportiva Bittese e il Comune di Bitti, chiaramente l'Arma dei Carabinieri, per aver organizzato questa bellissima manifestazione. Buongiorno a tutti, questa sofferenza sta per... ma sono l'ultimo che parla, poi potrete divertirvi, vedere tutte le belle cose insomma che ci sono oggi. Innanzitutto ringrazio chi ci ha aiutato, chi ci ha consentito di organizzare questo evento, anche se non li volete sentire questi ringraziamenti, però dovete sapere chi ha organizzato, no, questa bella giornata, quindi l'associazione Achimus, la Bittese che ci ha messo il campo a disposizione, il sindaco che è intervenuto, l'associazione Sugolostiu, l'Avis, insomma è giusto che comunque voi anche sappiate che dietro questo evento c'è un lavoro, c'è un'organizzazione. Adesso possiamo già iniziare, quindi i bambini dalla prima, seconda e terza elementare possono già iniziare ad andare dopo ci sono i tavolini. Così iniziamo. E si prepari le quarte elementari. Quindi prima i bambini, prima, seconda e terza elementare, e a seguire le quarte.
panne e tutto. Purtroppo io sono di evento e quindi andremo a accontentare bene, bene. Quindi cercano di prevaricare chi è più deboli, più buoni, le persone che magari sono più riservate, ognuno di noi è più introverso, estroverso, ma non per questo deve essere preso in giro, giusto? Poi se dovessimo andare a ragionare in maniera un po' più globale, di tranquillo vedo poco in questo momento storico, però insomma ci siamo le vostre maestre, noi le abbiamo passato da un bel po' 27 anni. Allora, siamo un gruppo di trekking. Sapete cosa vuol dire trekking? E che cosa? Dai! Camminare, è vero, camminare lungo i sentieri. Camminare lungo i sentieri del territorio circostante, ma anche di tutta la Sardegna e molte volte fuori anche Italia. Dipende da ciò che organizziamo. Il gruppo di trekking cosa c'entra con la legalità? Queste di sicuro lo graveranno. La voglia. Mi sa che si appassioni. Perché è importante la donazione, a cosa serve, perché è nata e speriamo che un po' anche voi riusciate a entrare in questo mondo quando sarete un po' più grandi per aiutarci a salvare comunque una persona, una vita, perché con la donazione si salvano. Facciamo scontro luce. Lì sotto. Ci può essere un Se apri quella scatola, ti vuole in faccia.
questo caso non bisogna essere è leggermente interessato, dice, forse qualcosa comunque avete visto appena la segnalata, lui è stato anche addestrato ad una cosa, mettere le zampe sotto. Adesso guardate il suo gioco. Cosa bisogna fare? Adesso non può. E quindi devono lavorare veramente in sicurezza perché gli esplosivi sono esplosivi. Guardate come si devono guardare per evitare i rischi. Sembra un marziano. Vedete che lavoro che ci vuole. Non penso che mi risponda. Come risponde a me? Allora, che fa? Come facciamo girare verso i bambini così lo facciamo vedere come concetto. Vicino. Nel tempo che l'operazione non si può andare a fare ancora. Attenzione, attenzione, pronto, non faranno esplodere, attenzione, ecco qua, noi a questo
attimo di silenzio, se no non sentiamo l'operatore cosa ci dice. Un attimo solo. Pronti? Bene, ragazzi, allora io direi di salutarci qui perché questa mattinata finisce qui. Io direi di farvi un bel applauso a voi perché siete venuti qui oggi, un applauso ai vostri insegnanti, al dirigente scolastico, ai carabinieri, quelli che hanno collaborato. E vi ricordo ancora, uscendo adesso, se trovate di questi soldi che qualcuno ha perso, ok, mi consegnateli per cortesia a qualcuno all'uscita, perché insomma una persona che di questi soldi ne aveva veramente bisogno, diamo un esempio di legalità.